Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del Marietto Veneziano. Vi ricordo che questa sera alle 21:30 nel canale di Hildegard abbiamo gratuite da grande Hilde, quindi per chi non sa ancora che fare domande a Hildegard, potete in un certo senso andare sul social YouTube, cioè questo, e iscrivervi, basta che cercate Hildegard e potete fare domande. Qui invece c'è il Marietto, potete fare le domande, basta che mettete la data e il ciao Ninni, ciao cara, grazie di aver fatto già la domanda. Bene, se volete basta che mettete il nome, la data di nascita e una domanda che abbia un senso compiuto. Vi ricordo anche che abbiamo due gruppi. Il primo gruppo è, anzi ne abbiamo tre praticamente, perché con uno partecipiamo da parecchi anni in radiestesia radionica genese medievale, però abbiamo altri due gruppi nostri fondati da Hildegard Marietto, i casti sacerdotali e radionica radiestesia teologia del mitismo. I link sono sotto qui per poterci raggiungere. In più vi ricordiamo anche che abbiamo un sito, il sito del capitano, il link è sotto qui, potete praticamente raggiungerla, dove ci sono più di 20 ebook fatti dal vostro Marietto Veneziano di radionica e radioestesia, è tutto gratuito e potete tranquillamente scaricarne, ne hanno già scaricati 175.000. Poi c'è la sezione shop a pagamento per chi vuole prodotti in un certo senso professionali. Bene, iniziamo subito a salutare i nostri amici, la Nini, che si chiama Deborah, FC, che è la Federica, e poi Patti. Allora, vediamo un po', saluto tutte le nostre amicizie e iniziamo con la prima domanda. Deborah, ci saranno cambiamenti nell'ambito lavorativo? Ok, adesso la nostra Nini sta lavorando, no, del 99, e vorrebbe vedere se c'è qualcosina a livello lavorativo, se migliorerà. Bene, Deborah del 99, io non dico mai le date, cioè le dico, ma solo nell'anno, così che le leggo. Bene, per la nostra Deborah, se ci saranno cambiamenti nell'ambito lavorativo per la nostra Deborah, vediamo un po' cosa dice Sibille per la nostra Deborah. Vediamo. Sibille, ditemi se per Deborah che vuole cambiare posto di lavoro ci saranno dei miglioramenti. Bene. Il taglio ci fa capire che Deborah, insomma, nel posto di lavoro dicono anche tante cose che non sono vere, ti vedo piangere, ti vedo molto stressata, con dei momenti veramente di tristezza importanti, no? E quindi vedo che non è tanto un ambiente sano per te. Vediamo un po' cosa ci dicono le nostre Sibille interattive. Ora, se ci sarà un cambiamento. Allora, nel passato io vedo che hai dovuto lottare molto, anche se sei una persona che dà molto alla ditta, al posto di lavoro, dai molto. C'è stato anche l'intervento magari di qualcuno che ti voleva bene, ti proteggeva, però ci sono tante persone che c'è tanta roba che non va bene, vedi il nemico, o una persona grande ti spiava e ti hanno detto delle cose che non erano realistiche. Questo è il passato, hai dovuto lottare molto. Nel presente io vedo che sei una donna forte, questa linea è presente, ricordatelo, e hai delle amiche, però in questo momento c'è qualcuno che ti attacca, Deborah, ti attacca in modo forte, in modo pesante, e vedo che c'è un blocco, quindi nella linea del presente, insomma, tu sei forte, qua sei forte, però io vedo queste tre Sibille che mi stanno a indicare che è un'amica che ti ascolta, molto probabilmente più una nemica, magari che ti confidi con lei, e quindi devi stare un pochettino attenta, esporti. Nel futuro io vedo qua la situazione che non è estremamente facile, perché proprio per questioni economiche c'è gente con cui parlerai che vedi
qua diranno tutto contro di tutto. Poi sembra quasi che ci sia in futuro una possibilità, forse ti aiuterà una donna sposata a cambiare posizione, posto di lavoro. Vediamo il finale, Deborah, che è importante. Il posto di lavoro, amore. Sembra che tu stai aspettando nel futuro, aspetterai un posto di lavoro importante, vedi? Però attenzione che lo stai aspettando, ma o qualcuno te lo vuole rubare o qualcuno effettivamente te lo proporrà, ma in modo nascosto, e tu lo stai aspettando. Quindi il fatto cos'è? Nel presente c'è un blocco totale, no? Nemiche che ti attaccano. Nel futuro, proprio per questioni economiche, ci saranno persone che diranno tutto contro di tutto, e cercherai un dialogo nel tuo ambiente, cercherai amicizie che ti diano la possibilità di cambiare un posto di lavoro, però molto probabilmente la cosa resta bloccata proprio per questioni economiche. Poi vedo che c'è un movimento positivo e vedo che ci sarà qualcuno che cercherà di aiutarti in modo nascosto e tu sei speranzosa. Quindi diciamo che un 70% dopo questi 2 o 3 mesi che sono tremendi, Deborah, molto probabilmente si dovrebbe aprire qualcosa che ti porterà a un miglioramento. Per il momento è tutto stand-by. Tutto stand-by, stai attenta alle colleghe di lavoro o dei colleghi di lavoro che sono un pochettino... secondo me cambiare il proprio posto, perché vedo che la situazione lì, ad esempio, adesso è tutto bloccato. Bene, prossima domanda. La nostra Federica, dell'87, vorrei sapere se Daniele 78 ci tiene ancora a me oppure non gli interessa più. Siamo entrati... Allora, vediamo un po' se questo Daniele migliorerà. Saluto anche Pink Panther, Luigi, no? Michaela, saluto i nostri amici. Vediamo un po'. Pick Paper, saluto. Bene, vediamo un po' la nostra Federica col Daniele, se c'è un rientro oppure la situazione è bloccata. Vediamo un po', amici. Fra la nostra il Daniele, ma c'è il dialogo, però vedi, Federica, il dialogo potrebbe esserci, però ci sono delle cose che un po' di nervosismo, un po' di cose che non vengono, cioè, o c'è gente che dice cose nella vostra amicizia, nel vostro cerchio, che non sono realistiche, però mi sembra un po' una cosa claudicante. Cosa un po' difficile. Si dice tutto il contrario di tutto. Vediamo un po'. Ma guarda, Fede, la domanda mi sa che l'hai già fatta tante altre volte, più di una volta, e le sibille dicono sempre le stesse cose. Adesso di nascosto magari potreste avere dei contatti, ma è più una questione, tutto bloccato nel presente, nel futuro lui è una persona un po' stretta di sentimenti, tu starai male, però sarai sempre speranzosa, ci sarà un cambiamento ma sarà un passo falso. Poi vedi, sembra quasi che nel futuro, vedi, dottore, cercherai di raddrizzare il tiro, ma mi sembra che lui abbia altre amicizie, vedi, o ti potrebbe tenere come in secondo piano, nascosto, però sembra quasi che nel futuro tu hai ancora speranza, nei prossimi mesi starai malissimo, poi riceverai un messaggio che ti attiva delle speranze, ma sono delle situazioni non realistiche, vedi, c'è il falso, infatti poi qua si vede, no, scusa, l'ho girato a rovescio, il dottore, tu che piangi, e ci sarà sicuramente magari nel prossimo tempo un periodo in cui farai un po' degli incontri un po' segreti, ma niente di importante, perché io vedo qua che lui adesso no, è tutto bloccato, quindi la situazione non è chiara,
e vedo che c'è molta frivolezza, no? Non c'è nulla di solido nel futuro prossimo, almeno per il momento. Poi è chiaro che tra 9 mesi magari potrebbe cambiare, ma per il momento sembra tutto un po' arrugginita la cosa. Saluto anche Carmela. Bene, andiamo avanti con Patti. Patti del 60 chiede se la sua situazione economica migliorerà. Bene, vediamo un po' la nostra Patti che chiede se la sua situazione economica migliorerà. Allora, come leggere bene. Patrizia del 60 chiede allora, la situazione è così. La situazione è che tu sospiri, tu aneli un contratto, a qualcosa di solido, a qualcosa e lo vedi andare via, ma vediamo un po' il taglio, cosa ci dice? Cioè, il taglio ci ha già detto che la situazione è un pochettino claudicante, ma guarda, sembra che ci sia qualcosa di... Boh, partiamo dal passato. In passato vedo che hai perso soldi, vedi malinconia, pensieri, e poi o c'è stata una persona che ti ha, o nel posto di lavoro ha avuto magari qualche buon contatto, però in passato era un pochettino claudicante la cosa. Nel presente vedo che la situazione è un po', o devi superare dei test, dei contratti, scusate ora Tina che va a un attimino, la devo bloccare. Allora, nel presente vedo che la situazione è bloccata, no? E chiaramente è bloccata perché ci sono dei pentimenti, ti sei fatta forse trascinare delle lusinghe, ma vedi, c'è qualcosa che non va. Nel futuro vedo, nel futuro prossimo, vedo che c'è una situazione in cui tu ti impegnerai molto e stai aspettando di ritrovare delle vecchie sensazioni a livello lavorativo perché ti stai impegnando molto e forse sarà una cosa nuova, però da lontano arriverà un blocco dovuto forse a una donna. Comunque non è tutto negativo, qui sembra che nel presente si muova qualcosa, però poi viene bloccato. Tu continui a insistere perché sei speranzosa, molto probabilmente ti prospetta una cosa nuova che viene da lontano, ma effettivamente la situazione resta incastrata. Il finale com'è? Il finale vedo che hai un colpo di fortuna perché sei una donna che ti impegni molto, sarai aiutata da qualcuno e molto probabilmente riceverai dei messaggi positivi. Allora, nel raggio di massimo un anno la situazione dovrebbe essere statica, con delle punte di ottimismo, ma poi vedo che la cosa si blocca, poi arriverà un colpo di fortuna che devi saper cogliere al volo, perché riceverai sicuramente delle lettere importanti, perché vedono che sei una donna che si dà una donna che lavora molto, che sa farsi apprezzare. Comunque sembra ancora un po' statica la situazione, con degli alti e bassi, non c'è proprio qualcosa di estremamente positivo che mi dà il coraggio di dire che la tua vita cambierà in modo importante. Vediamo un po'. Ci soldi a casa, sì. Bene, fece ringrazia. Vediamo un po'. Pink Pepper. Buongiorno Marietto, sono Sandra del 69, Davide dell'82. Ci siamo allontanati un po'. Allora, tu sei separata e vuoi sapere se lui ha delle frequentazioni. Vediamo un po' come va fra il David e la Sandra. Guardiamo un po', Beh, vedi, sembra quasi che lui sia un po' tirchio di sentimenti, cioè voglio dire, mi piace più prendere che dare, e vedo anche una certa, come si dice, una certa
tra virgolette, non stabilità, però vedo che o uno dei due voleva fare le cose giuste, o io vedo che lui è un classico tipo che ha delle qualità importanti, però a livello sentimentale o è impaurito da qualcuno che gira intorno a te, oppure impaurito magari di tuo ex marito o da qualcuno, oppure c'è qualcuno che lo, tra virgolette, lo fa desistere, non so, perché vedo il sacerdote è sempre qualcuno che giudica, è sempre qualcuno che vuol fare le cose giuste. Vediamo un po' le sibille cosa ci dicono. Perché in fondo la tua domanda è se c'è qualcun'altra. E guarda, c'è come, vedi? Eh sì, perché vedi, tu ti vedo piangere, ti vedo donna sposata che piange, ce n'è una, sì, ce n'è una, sicuro, vedi che vi ha attaccato, e nel futuro tu ovviamente incontrerai una persona, forse ci sarà anche un ritorno fra voi due, però è una persona più grande di te, molto probabilmente tu nella vita, nel futuro prossimo, incontrerai una persona di gran valore che conosci già e hai già avuto come fidanzato. Poi però vedo dei blocchi. Allora, per lui, se c'è un'altra donna, sì. Vedi questa carta qua, parla chiaro, questa sibilla, e hanno anche dei rapporti importanti. Tu ti vedo piangere, essere triste, nel futuro incontrerai una persona che già conosci, in cui hai avuto sicuramente degli interessi, poi dopo si bloccherà anche lì, poi forse tu avrai più flirt con altre persone e poi ti vedo strategica, ti vedo che avrai dei segreti molto probabilmente, o potrebbe essere anche io perché chiaramente non conoscendo bene la tua situazione, però vedo che tu avrai un ritorno con una persona più grande di te. Attualmente la situazione è bloccata per via di una donna che c'è, esatto, c'è ed è anche terribile. E il finale com'è? Ti vedo vittoriosa, ma vedi andare via lui, no? Riceverà dei messaggi che cercheranno di rattoppare un po' la situazione. Comunque io ti vedo vittoriosa. Certo sta che attualmente la situazione è estremamente bloccata per via di una donna. Poi tu incontrerai una persona che conosci già, però anche lì dopo sembra quasi per dei segreti che la situazione, vedi, vedovo, o potrebbe essere un vedovo lui, però vedi, ti dirà delle cose che non sono realistiche, chiaramente quello che è insieme a questa donna, e lui molto probabilmente avrà dei flirt. Tu avrai un uomo che ti ritornerà dal passato e lui chiaramente farà dei flirt in segreto. Tu sarai sicuramente vittoriosa, però ormai lo vedrai andare via. Avrete dei massaggi, comunicazioni, chat e via dicendo, e avrete un po' di felicità, se si può definire felicità. Comunque lui, la domanda tua precisa, se lui ha qualcun'altra, le sibille dicono di sì. Sì. Vediamo la prossima domandina. Prossima domandina. Vediamo Michela. Michela qui, mio figlio è tornato, vorrei sapere cosa vedi tra noi, come proseguirà. 73, 98. Va bene. Allora, vediamo un po'. La nostra Michela, tanto saluto anche la Carmela, che magari ho salutato prima. Vediamo la nostra Miki. Mio figlio è tornato, vorrei sapere. Vi ricordo questa sera 21:30 canale di Hildegard. Allora, il figlio è tornato, vorrei sapere fra loro due, fra Michela e Michael del 98. Quindi giovanissimo, 2000, 22 anni, 23. Come va? Vediamo un po'. E il taglio è un po' pesante, c'è stato un cambiamento, un viaggio, e lui si sente solo, c'è questa solitudine che chiaramente lui la percepisce quasi come insomma una cosa pesante. Vediamo un po'. Ti vedo piangere, il ritorno c'è, vedi, ma
Ma non sono poi così malaccio, le sibille vedo che c'è un dottore che cerca di mettere a posto le cose, poi vedo che c'è qualcosa che ti è stato rubato, la vostra allegria. Nel passato, insomma, non è stato facile. Nel presente ti vedo piangere, ti vedo triste, Michela, il ritorno di lui c'è, però vedi che ci sono dei blocchi importanti. Vedi qua, disgrazia, nemico, qualcuno che vi spia. Insomma, questo ritorno di questo ragazzo per questo periodo sarà un tempo difficile per voi. Poi vedo un uomo che molto probabilmente, un gran signore, ti aiuterà anche a livello finanziario, perché vede che sei una donna, una mamma che si dà da fare. Poi in avere un esame, qualcosa, un incontro con qualcuno che ti esaminerà, ma sarà bloccato. Vedi qua c'è una situazione in cui c'è questo artista che sembra un test, sembra qualcosa, un confronto con qualcuno che starà bloccato. Il finale com'è, Michela? Scusate. Il finale casa, ammalato, tu vittorioso e cambiamento. Il finale sembra che la situazione in casa sia ancora un po' pesante, perché lui o tu avrete una malattia, o insomma un po' di abbattimento morale, ma tu sarai vittoriosa e poi ci sarà un cambiamento. Quindi è una situazione in divenire dove nel futuro, adesso è tutto bloccato a casa tua, poi nel futuro sarai aiutata molto probabilmente finanziariamente da qualcuno, poi ci sarà un test, un esame, un confronto con qualcuno che bloccherà tutto, vedi, perché tuo figlio in segreto, e poi via. La situazione a casa sembrerà stabile, potrebbe essere anche letta che fra casa e Costanza, che sono due carte positivi, guarirà la vostra unione. Secondo me, penso sempre in positivo, la vostra situazione potrebbe migliorare attraverso anche un cambiamento. Però diciamo che quest'uomo virtuoso qui ti aiuterà finanziariamente, però dopo attenzione, perché se dovessi andare a fare degli esami, dei test e via dicendo con qualcuno, attenzione perché in segreto cercherà di bloccarti. Sempre, adesso con tuo figlio comunque è tutto bloccato, la situazione è veramente difficile. Ti vedo anche piangere, triste, insomma non è facile. Ok, la tieni duro. Vediamo un po' se c'è un'altra domanda. Luigi, buongiorno. Piacere, mi chiamo Luigi, a 76, gentilmente potrei vedere se riesco a superare un concorso come funzionario esperto in gestione e controllo per la regione Puglia. Vediamo un po' se il nostro Luigi riesce a superare questo test. Va bene, E ti ho risposto, Michela, prima, la situazione non sarà facile. Bene, andiamo con la nostra Michela. Scusate, Luigi. Il Luigi cosa dice? Il Luigi sta aspettando questo esame, o lo sta aspettando, lo farà, però ha intenzione per questo esame. Vedo che ha delle belle aspettative e c'è questo esame. Vediamo un po'. Vediamo se lo supera. Ma sembra quasi che hai delle buone possibilità, Luigi, perché vedo il tuo impegno, vedo che ti sei impegnato molto, hai parlato anche molto con l'aiuto di una donna, hai avuto delle belle comunicazioni. Ma qui ne presente ottime carte, ottime sibille, vedi questa linea presente, scusate che magari la linea presente è ottimistica, vedo che molto probabilmente qualcosa porti a casa come risultato. Poi andando avanti però sibille vedono che ci sarà un cavillo giuridico che bloccherà le cose, ma tu sarai ancora speranzoso. Vedo che avrai anche l'aiuto di una persona importante e sarai sempre speranzoso perché ci sarà qualcosa da mettere a posto.
cioè adesso sembra che il risultato lo porti a casa, però dopo per questioni giuridiche ci sarà qualcosa da mettere a posto a livello legale per questo concorso e vedo che sarai anche aiutato. Alla fine sembra quasi che il risultato cercheranno di rubartelo, ma lo porti a casa. Sembra quasi di sì, cioè ci sono delle grandissime possibilità. Certo sta che adesso sembra che tutto vada in porto, poi ci saranno dei problemi legali che cercherai, e tu sarai fiducioso con l'aiuto di qualcuno, magari un avvocato, qualcuno, cercherai di mettere a posto la situazione. Quindi Luigi sembra che la situazione volga al meglio. Già adesso, poi il problema è dopo i problemi legali che ci sono, magari qualcuno fa ricorso. Andiamo avanti. La nostra Carmela. La nostra Carmela chiede dall'81 se ci sarà una nascita in famiglia. Vi ricordo che se volete una consulenza sono 20 euro 45 minuti al mio numero, oppure anche con il Degard al suo numero. Va bene, la nostra Carmela, vediamo se ci sarà. Ma ci potrebbero essere delle belle novità, ci potrebbero essere delle opportunità importanti per una nascita. Vediamo un po'. Per la nostra amicizia. Allora, non è facile. Non è facile perché ti vedo molto speranzosa, fiduciosa, qualcuno che ti controlla per questo premio. Nel passato avete lottato molto, ho parlato con tante persone. Il dottore, qua vedi, qualcuno vi ha cercato di dare una mano, no? Poi vedo però qui nel futuro, tu che ti impegni molto, ci saranno molte persone che cercheranno di darvi una mano, però vedi, questo è un dottore questo, però vedi che c'è qualcosa da mettere a posto. Il finale com'è? Il finale è che riceverai dei messaggi, che la situazione è bloccata e poi molto probabilmente questa carta qua sta a indicare che ci potrebbe essere una soluzione, ma non è per domani, è per il prossimo futuro, massimo entro un anno dovreste avere delle informazioni che vi dicono che la situazione porterà ad avere una nascita. Però per il momento tu sei molto fiduciosa, vedi queste due sibille, però attenzione che c'è qualcuno che vi spia, che rema contro per avere questo progetto. Nel futuro, sia tuo marito che te, tuo compagno, insomma, vi attiverete, parlerete con molte persone, sarete aiutati anche da tante persone a livello professionale, anche, non so se è un vostro parente, questo gran signore, però vedete, qui c'è un po' di abbattimento morale, perché voi farete molte azioni, ci tenterete in molti modi, poi vedo che riceverete un messaggio negativo e poi invece un messaggio estremamente positivo. Quindi non è per domani, però alla fine sicuramente il risultato lo porterete a casa. Quindi penso che la situazione volga fra un anno al meglio. Bene, cari amici, vi ringrazio. Tu, Carmela, mi raccomando, insisti perché poi in futuro vi aiuteranno più persone e alla fine ce la farete, però prenderete anche grandi delusioni perché con tutto questo movimento poi alla fine, no, fra un anno, entro un anno praticamente, avrete sicuramente una situazione estremamente positiva, ma prima di arrivare lì la situazione non sarà delle migliori, facili. Bene, cari amici, io vi ringrazio, vi ricordo questa sera 21:30 nel canale del Degard per le sibille interattive gratuite. Se volete un consulto sono sempre 20 euro 45 minuti, il numero di telefono ormai lo sapete, e vi invito questa sera. Se invece volete scaricare gratuitamente nel sito del Capitano, link sempre qui sotto, ci sono 20 ebook di radionica, radiestesia e tanto. Grazie e alla prossima, ciao.